Il tempo delle attese in un senso o nell'altro è finito. Il prossimo 25 settembre l'Assemblea territoriale idrica si riunirà per discutere anche dell'avvio del percorso di risoluzione con la Girgenti Acque. Dopo che nei mesi scorsi l'ATI aveva deliberato per dare un incarico ad un legale che valutasse eventuali inadempienze del gestore e che questo aveva imposto dei termini entro i quali il privato avrebbe potuto dare risposte e adeguare i servizi. Adesso è teoricamente giunto il tempo delle decisioni. I sindaci dovranno valutare le osservazioni del gestore e decidere se avviare o no la risoluzione per inadempienza del contratto che lega la provincia di Agrigento, o almeno una sua parte, alla società di Marco Campione. La decisione non sarà facile, soprattutto non sarà scontata. Del resto erano state associazioni dei cittadini come Intercopa nei giorni scorsi a ritenere molto sospetto il silenzio sulla vicenda. Riteniamo infatti che, scrivevano, nonostante la diffida trasmessa sia stata votata all'unanimità, non tutti i sindaci siano d'accordo con la risoluzione del contratto. Molto probabile, afferma Intercopa, che nella convocazione dell'ATI del 25 settembre i nostri dubbi si manifesteranno in modo evidente. Intanto il presidente dell'Assemblea, Francesca Valenti, a prendere una posizione netta. In un verbale firmato a fine agosto, ma protocollato in pratica il 14 del mese, il sindaco di Sciacca e presidente dell'ATI spiegava che le determinazioni conseguenti alla diffida spettino all'Assemblea dei rappresentanti, che si esprimerà con appello uninominale, con l'auspicio espresso che i sindaci rappresentanti degli interessi dei cittadini orientino la propria azione verso la gestione pubblica del servizio, un vero e proprio appello, una chiamata alle armi.